guardate la magia, ecco la Pin che per prima cade a Brandelli di poche fiamme. Non pensavo all'Etna che l'altro giorno ha fatto pure guai, ma sembra di vedere proprio la bocca dell'Etna. Guardate che spettacolo, avete visto l'opera del professor Pino Pinna che si brucia e contribuisce praticamente a dar fuoco. Guardate che bello, guardate che magia proprio, è uniforme. Vedete quella gettata, quella cascata di... Guardate che bello veramente. Guardate come la fiamma è diretta verso il cielo, a piombo. E gli antichi contadini del tempo quando vedevano, dicevano, c'è bonaccia di vento, non c'è vento. Guardando il fumo. Dicono che sia un anno propizio, acqua ce n'è poca, c'è voluto poco, insomma, sperando che i raccolti siano lo stesso per i contadini, che siano dei raccolti che soddisfano il loro lavoro duro. Ecco qua, vedete. Fate uno scatto, mandatelo ai conoscenti amici, sono a Piazzola, è qualcosa di veramente unico. E Piazzola non può dire che per Brucialla Vecchia è unica nel suo genere, con uno spettacolo veramente indimenticabile. Mandate le foto a conoscenti amici, alle persone che amate, all'amorosa, alla fidanzata, all'amante, anche all'amante, giusto signore, Guardate come è uniforme, come si assiste proprio in contemporanea, sentite proprio lo specchiettio della legna che arde, che si brucia. Piazzola, sei unica, grazie, ripetiamo, grazie alla Proloco, a tutto il direttivo, a tutti i volontari, che vogliono rispettare le istituzioni, non dimenticarlo, ci mancano proprio una volta per i momenti proprio di applicazione. La Proloco, ecco, nel bruciare la vecchia in un momento particolare, proprio perché era nell'antichità, ripetiamo, l'osservatore in cui si costruire i boschi, scutare le piante, tutto quello che non poteva essere bruciato in casa, che il fuoco era sangue, il fuoco è sangue, veniva portato per fare quelle feste, guardate quello. Bellissimo, grazie, ripetiamo alla Proloco, grazie a Piazzola che ci dà la possibilità di ogni anno vedere qualcosa di particolare. Ogni anno ecco
sono ancora posti, ci sono ancora fuochi, tanti piccoli, guardate che quelle lingue di fuoco, e la vecchia viene bruciata. Non andate via senza aver ringraziato, me la provoco per ringraziare voi, mandatela a trovare, io voglio andare al termine di questo stupendo lanciato proprio all'inizio dello stesso, la provoco di dire grazie della vostra presenza e voi potete andare e dire grazie alla provoco volendo mettendo qualcosa in bocca di questo piano, perché le serate sono ancora espressa in bruletta, presso una cioccolata canta, presso un tè caldo, e mentre il Presidente qualcosa di dolce, l'affronto di vostri, non andate via, questa, guardate come bello, come uniforme iniziato proprio, come brucia in un modo uniforme. Perché qui proprio la trovato di Piazzola ci sono dei contadini, degli agricoltori che loro mettono a parte, lo diceva il Presidente, mettono da parte proprio le fascine, non è che si mette fangani, non è che si magari legna che poi impeduta magari anche di qui proprio quei contadini mettono da parte proprio per bruciare la propaganda. Guardate che spettacolo! E poi stiamo aspettare fino a stanotte alle 2, tutto anzi per rimandolo vengono fatte posticine, hanno ammazzato 70 maiali, per tutto però dovete farmi andare fino alle 2. Stiamo scherzando, però sarebbe non sarebbe una cosa idea. Mettono un enorme vediamo. Il bocca non può parlare, non disturbare. Come si chiama? Ginevra, ciao Ginevra. Ciao. Dove viene la Piazzola lei? Da dove? Dalla Toscana. Da dove dalla Toscana? Grosseto. Signore? Ma si trova qui a trovare parenti in villeggiatura, ho ritenuto per dover portare la vecchia da Grosseto, alla moglie la signora Padovana, un toscano e un padovano, una padovana, ciao! La signora dov'è? Qua? È dentro il ristorante. Guardate che al primo anno che lo vede lei, no? Ah dai, è stato bello? Bellissimo. Le passo
faccio il microfono e faccio un commento, dai, no? Detto di no. Alla Toscana però il primo anno, la moglie padovana, ma dove abbitate? A Corso di Broca, siete venuti qui a ritrovare il Veneto, le origini della storia. Ogni tanto venite, però il primo anno il signor Di Pederi, il nome, a Giacomo, il signor Giacomo da Grosseto, viene, ritorna, abita a Grosseto, ritorna per il primo anno che vede, guardate va, è un peccato di non fare, ecco, con il cellulare, oggi non serve chiamare il fotografo con la tecnologia, mandate questa stupenda immagine di fuoco, guardate che lingua, ma diritta, precisa, chissà che anno sarà, sperando che Trump non faccia il passo. Guardate che altissima, mai vista così alta, però bellissimo veramente. Guarda come sembra la vita, vedete proprio la fine della fiamma che si compare, si brucia ma il più possibile per scopare un po' come la vita di noi esseri umani. Ci alziamo, siamo scintillanti, pieni di salute, di soldi, di divertimenti e poi alla fine come la fiamma, si dissolve, bellissima veramente, guardate poi la villa, come viene illuminata la villa, ci sono guardate, se voi guardate le finestre, sembra che l'entrando della villa sembra che prenda fuoco la villa dell'interno, guardate la lingua di fuoco, è uno scenario stupendo. Solo Piazzolla lo può permettere, Piazzolla l'invita, ripetiamo, a parte questo momento di bruciare la vecchia, proprio ripetiamo nell'entrata della primavera. Nell'entrata della primavera dice ogni ultima domenica del mese il più grande dell'antiquariato, delle cose di un tempo, ma non con il sole, proprio roba ricercata, frequentata da tutti i politici d'Europa, è assolutamente impancabile per loro, ogni ultima domenica del mese, poi il momento clou per Piazzolla, guardate che spettacolo. Il momento clou è poi la San Martino a novembre, la prologo l'amministrazione, tutti quelli qui, tutta l'amministrazione comunale, la prologo che fanno la sagra di San Martino alla grande qui, allora potete vedere, stasera abbiamo visto un assaggio dei fuochi, ma San Martino fanno dei fuochi veramente, fuochi d'artificio, la chiusura della festa di San Martino proprio durano un'eternità, bellissimi. Bellissimo, allora veramente come quest'anno la serata è ideale, vediamo migliaia di teste, tutte illuminate, guardate, si vede il verde che circonda questa